Eccomi qua. Allora, oggi è lunedì, sto registrando, sono rientrata al lavoro e è stato un po' traumatico, ma insomma dai, era giusto tornare alla normalità, alla routine. E non sono proprio ancora in pienissima forma, ma insomma bisogna riprendere, se no non si riprende più. Quindi sono tornata al lavoro, vi faccio vedere il regalo di quest'anno da parte dell'azienda. Allora, apro il pacco con voi e in tutto ciò oggi è il 23 e io le unghie ce le ho ancora così. Vabbè. Allora, vediamo cosa c'è in questo pacco, che tra l'altro è anche bello grande. Qua, se vedete bagnato è perché ho dato una pulita, perché non ci sono più i calendari, ho finito di registrare oggi il video dei calendari, infatti non c'è più niente qua. Allora, vediamo insieme il contenuto. Madonna, quanta roba, ragazzi. Allora, buona. Confettura alle fragole. Poi, vediamo qui cosa c'è. Gli speziali. Colonia agricola, lavorato a mano, pesante 150. Ok, sono biscotti, però sicuramente hanno dentro qualcosa che non mi piace. Cannella. Oh, no, perché la cannella, ragazzi? Perché? Biscottini alla cannella. Perché? Poi, altra confezione, sempre Colonia Agricola, cracker classici. E sono così. Ok. Treviso. Treviso, ok. Poi vediamo qua cosa c'è. Un barattolo di spicchi di carciofo alla massaia. Buoni, molto molto buoni. Ah, però tutti del marchio Cadeau Venice. Quest'anno ho cambiato un pochino. Di solito prendevano le cose dalle aziende qua della zona, insomma. Vabbè, questa è di Feltri, ad esempio, cooperativa sociale. Zucchine. Zucchine, pesto, zucchine e mandorle. Questo deve essere molto buono. Ottimo. Poi c'è un'altra confezione, saranno caramelle. No, cioccolatini speziati, secondo me anche questi. Prodotto in laboratorio artigianale, bocconi assortiti di cioccolato e nocciole bio. Ok, qui mi vogliono ammazzare. Ok, mi vogliono ammazzare. Poi, non è finita, un pacco di pasta da 500 grammi, il guscio delle squisitezze. Ragazzi, non può mancare una bottiglia di Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore di OCG Brut. Ok, questo lo regalerò ai miei. E poi non può mancare, spero che sia un pandoro, un pandoro. Grandi, è un pandoro, non è il panettone, sì, un pandoro. Perfetto, ragazzi, perfetto. Quindi questo è il regalino da parte dell'azienda, devo dire ottimo. Vediamo se ci sono uccellini da filmare, ma non credo. No, non ce ne sono. Pepe, hai visto? Tutti questi cispi. No, non ce ne sono neanche qua sotto. Sono probabilmente sugli alberi che aspettano che io me ne vada dalle finestre. Vabbè, comunque dai, oggi è stata una bella giornata, però è ventosa, infatti lo sento nella testa. Il mio mal di testa, cioè veramente non ha fine ormai. Vabbè, niente, detto ciò, lì ci sono dei regali, questo devo darlo, in realtà, non è per me. Questi sono due regali che ha fatto la mia amica, ma io li voglio aprire proprio la mattina di Natale, quindi niente, la mattina di Natale mi sveglierò con tutta calma e farò quello che ci sarà da fare, aprirò i regali e poi andrò a lavorare per un'ora e poi tornerò a casa e io e Franza andremo a pranzo dai miei, insomma. Questo sarà il giorno di Natale. Chi sta meglio di lui? Ehi, patatino, guarda che ti cade la testa. Mi sa che si è addormentato così. Ehi, micio bellissimo.
Guarda che braccione grande che hai. Ma ti sei addormentato così? Ehi? Ah, vabbè. Buongiorno. 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 Ah! Sei pazzo. Sei pazzo. Cosa? Orneo. Ciao. Cosa c'è? Vai su. E non mangi più non lo mangi più l'albero. Ah, ecco. Fai dall'altra parte, sì, sì. Vai a nasconderti. Guarda che ti vedo, No, ma io sono bravo. E sei stanchissimo, Sei tanto stanco. Micio. Ce l'ha su con le stelle. Con le stelle della finestra. Cosa, amore? Vieni, 2. Ciccione. Che c'è? Cosa vuoi? Ah, cosa c'è, amore? Miau. Andiamo su. Bravo. Buttati, sì. Fai nana qua, dai. Buttati un po', fa nana. Guarda che bello che sei. Fai nana. Orneo. Orneo. Prof. Che stanco. Guarda che bello che sei lì. Bello. Guarda che bello che sei. Ciao. Quel mignolino sempre staccato. Micio. Dove vai? Micio? Sera abbiamo appena cenato, è il 24 e quindi filmerò qualcosina domani. Vi faccio vedere solo le unghiette che ho fatto oggi, finalmente al 24, e ho messo questi adesivi natalizi e sul pollice l'alberello con una stellina e una pallina di neve tipo. E queste sono le nuove unghiette. Dopo tanto ho rimesso il gel. Praticamente sono così, dai. Più o meno le ho fatte abbastanza decenti. Questa no, questa è venuta tanto grossa, non ho messo bene il gel. Comunque mattinata di Natale, mi sono appena messo un po' di zucchero a velo sul mini pandoro. Io ho messo a lavare le lenzuola appena mi sono alzata, ho sbaraccato il letto, ho messo le lenzuola a lavare, li stanno lavando, dopo stenderò e verso le 10:30 penso andrò via, che devo andare a lavorare, per un'oretta di lavoro fino a mezzogiorno e poi andremo a pranzo dai miei. Mamma mia, credo di avere un po' di, non congiuntivite, ma un po' di fastidio agli occhi. È tutto un dritto qua con l'influenza. Peppe sta qua sotto perché lui controlla gli uccellini, non vedeva l'ora che aprissi questa stanza proprio per guardare gli uccellini. Ho visto che c'è la fotocamera un bel po' sporca. Sta tanto. Sto pensando a come vestirmi. Devo ancora lavare i capelli, ancora far tutto, Non sarò così oggi. Cercherò di fare una piega, ma non so se ci riuscirò. Più che altro perché
sono tanto fini elettrici e oggi non dovrebbe esserci vento, almeno al momento non ce n'è. Ha fatto 2 giorni di vento allucinante. In teoria oggi dovrebbe essere finito. Non lo so, quindi i miei capelli non stanno in nessun modo. Sentono il meteo e quindi, come me, sentono il meteo. E adesso devo riscaldarlo perché l'ho lasciato qua troppo tempo. E che prima ho preferito fare altro. E poi quindi tra un po' faccio colazione e poi vado a prepararmi e devo pensare a come vestirmi. Ecco qua, mi sono preparata, sembro un po' una pazza con questi capelli, ma non stanno. Io ho cercato di fare la piega, però non è che stiano tanto. Sì, là nell'angolo c'è la muffa, solita ormai. Non ci faccio neanche più caso, so che c'è e via. Adesso non è la stagione per toglierla. Ma è lì da tanto, in realtà. Ho messo su questa maglia sopra. In realtà io sotto ho un vestito che ha tutti questi brillantini, tutti questi affari attaccati, insomma, che luccicano. Ecco, vado a lavorare. Ciao!